that's how I do it, yeah. Be careful with me, that's how I do it, yeah. Yeah, the paparazzi follow me. Click, click, yeah, they want another piece of me. Click, click, yeah, the paparazzi follow me. Click, click, yeah, they want another piece of me. Bouncing, 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 boom, shakalaka, laka, boom, shakalaka, boom, shakalaka, shake it, girl, boom, shakalaka. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi qua vedete un bel 450 e un ex professionista, un grande corridore degli anni 90. Oggi sono qui perché dovrò montare le grafiche a questo 450 e per la prima volta proverò il mio primo CRF. Ma oltre a ciò ragazzi rimanete connessi in questi giorni perché andremo a fare una mega esperienza nel deserto, io, Marco, Nico Decorato e Anima. E Dio che ce la mandi buona più che altro. Perfetto, avete già capito tutto. Lo sapete, ormai è la mia terza volta che vado, non si può definire enduro o motocross. Nessuno dei due. Nessuno dei due, perfetto ragazzi. Quindi è la prima volta. È la prima volta che farò un'esperienza del genere, ma questo è un altro video. Adesso monterò la GoPro, vado a montare le grafiche, vi presento una cosa e poi saliamo in sella. Ah, ma domani andiamo nella in montagna? E la provo domani in montagna. Sono stragasato, non vedo l'ora domani di andare nella in montagna a provare questa belva, il mio primo CRF 450. Adesso montiamo le grafiche, settiamo al meglio il tutto, carichiamo la moto sulla macchina, sul carrello che va attaccato alla macchina e partiamo. È un lavoro di precisione ragazzi, assurdo. Sembra facile attaccare le grafiche ragazzi, no, non lo è, però bisogna imparare a fare tutto, quindi ci mettiamo, ci armiamo di tanta pazienza e ce la faremo. Dopo solo 5 ore ho montato il primo pezzo, adesso attacchiamo a fare gli altri. Madonna mia, ma quanto sono preciso! Vi levo tutte bollicine, vi levo tutte! Ma quanto è bella, sta iniziando a prendere vita! Hi! Avete capito ragazzi, so parlare anche inglese, Poi fammi dire una cosa. Voi andate precis, dai, non mi cagare il cazzo, dai. Non vedo l'ora di montarle anche sull'RS e sulla 09 ragazzi. Oltre a fare enduro, a fare motocross, andare sulla sabbia, perché hanno detto che non è né l'una né nell'altra. Adesso andremo anche in pista. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non ci credo, non ho fatto nessuna bolla per il momento. Mi interrompo un attimo nel montare le grafiche ragazzi perché voglio presentarvi un prodotto super rivoluzionario. Un prodotto che ogni motociclista dovrebbe avere con sé sempre nello zainetto. Per qualsiasi uscita, per qualsiasi evento in pista, ma non solo per le moto, anche per le auto, parliamo di lui. Lexin ha fatto un compressore portatile, lo Smart Pump P5. Sono più di un mese che lo utilizzo come powerbank, ci ho gonfiato diverse volte le gomme. Andiamo ad aprirlo e andiamo a scoprire cosa troviamo all'interno. Allora, questo è il packaging, si presenta anche con la sua borsettina in modo tale che se lo sporchiamo altro abbiamo anche dove riporlo. Possiamo controllare la pressione delle nostre gomme e... sì, sono scalzo perché sono sul prato e sinceramente fa caldo. Tramite il menu possiamo andare a selezionare se... No! Non ci credo! Tramite il menu possiamo selezionare se ci occorrono i PSI, i bar, i KPA che non so nemmeno cosa sono, chilogrammi per centimetro cubo. Oltre a ciò possiamo selezionare anche il pallone, la bicicletta, la moto e l'auto, in modo tale che abbiamo già tutti i parametri settati. Mettiamo i bar, selezioniamo moto. Ed ecco ragazzi, ci legge la pressione. Questa è una cosa utile anche perché quando siamo smanettoni, diamo un po' di gas in più, lo sapete, si sgonfia un po' la gomma perché la gomma soggetta al calore tende a gonfiarsi. Quindi quando andiamo in pista non possiamo tenere la gomma con la pressione a 2,5 come magari siamo in strada. Vediamo, questa è un bar. Non saprei nemmeno quanto deve essere gonfia perché è una moto da enduro, quindi personalmente la lascio a 1,1 come Marco l'aveva settata, se non lo sa lui che è pilota come va settata una moto. Mamma, quanto tempo devo stare così? Sono tipo da 10 minuti ragazzi, non si sgonfia questa gomma. Ok, già siamo a 1,6 di pressione. Dobbiamo arrivare a 2,4 come eravamo prima. Lo accendiamo e lo lasciamo lavorare. Amore, è un gonfiatore. È capace di gonfiare sta gomma? Sì, se no non mi mettevo a fare le figure di merda su YouTube. Guarda, guarda, vieni a vedere, vieni a vedere come la sta gonfiando, Beh, però è veloce, Qui il sole sta calando e io domani mattina nella in montagna. Ragazzi, io sto cagato sotto. L'hai attaccata tu questa? Sì. Bravo, è perfetta. Poi domani al sole vediamo tutti i difetti.
e noi ci vediamo appena risaliti in sella nella in montagna a scannare con questa piccolina. Mi cago sotto. E ragazzi, siamo nel deserto, la moto è qui, sono emozionato, allo stesso tempo cagato sotto, si può dire? Sì, si può dire. Ragazzi, parto subito col dirvi che la moto non è la mia, quindi non darò il massimo gas. La moto di Marco, non voglio fargli danni. Domani però vi anticipo. Ho detto non volevo fare danni. Moto di Marco, non voglio fargli danni. Domani però... Madonna mia, Valentino, cazzo. Grazie Davide, ragazzi. Wow, nel momento in cui ho detto non voglio fare danni, ma il fatto, sai qual è? Che io le cose me le chiamo. Ma vedi che moto? Eh? Come si accende? Ragazzi, adesso non ci resta che ascoltare qualche consiglio di Marco e poi partiamo. Allora, l'importante è che ora quando tu parti ti metti seduto con le gambe a 90 gradi e prendi un po' di velocità. Quando cominci a sentire che c'hai un po' di equilibrio ti alzi, ricordati sempre di mantenere le ginocchia al massimo in linea con le caviglie o più indietro quando entri nella sabbia morbida, perché questo ti dà la possibilità di avere l'anteriore un po' più leggera E di non farlo infossare. poi che Dio ce la mandi buona. Inshallah, inshallah. Va bene, quindi adesso non ci resta che salire in sella. Ci vediamo tra pochissimo. Ci stiamo cacando sotto. Mamma mia. Ragazzi, è complicato, eh. Mamma mia, ragazzi. Non si può guidare nella sabbia così, no. Ma non lo so fare, non lo so fare. Ma mi si chiude avanti così. Madonna mia. Ragazzi, nella sabbia ne stavo andando. Madò, ragazzi, ma che cosa strana è. Ci sto prendendo la mano. Piano piano sto capendo che devo dar gas quando la sento che avanti va piano. Non devo aver paura, quella è l'unica cosa. Ma è difficile non averne. È una sensazione stranissima. Questa sensazione non ci devi combattere. No, la devo far fare. Quando ti senti che così devi accelerare per cercare di portarti fuori. Ok. Uè, me ne stavo andando. Ora la giriamo anche cattiva. Guarda, guarda come la faccio sgommare. Oppala. Madonna mia, ragazzi, quanto mi sto divertendo. Madonna mia. Madonna, ragazzi, veramente è difficile. Ma cioè io domani cadrò non so quante volte. Madonna mia, ragazzi, ve lo giuro, è una figata, non potete immaginare la sensazione, si rischia di cadere ogni secondo, la sabbia è troppo soffice, solo qui vado bene perché qui è duro. Proviamo il saltino di nuovo? Saltino! Ah! Mi ti stava chiudendo! Come fai a guidare così? È difficilissimo, veramente difficilissimo, mamma mia. La sapevo la sensazione, ma... Ho usato la coppia, non la potenza. Perché devo stare più... Non davi neanche tutto gas. No, ma non mi permetto. Anche perché devo dire la verità, mo mi sto sciogliendo, però non mi voglio sciogliere troppo perché la moto è anche tua, non mi sento sicuro. Perché ora te sei nella fase che il prossimo step prendi sicurezza e tiri una legnata. Sì, lo so. Dove? No, lo fai male. Posso salire? Io ci provo. Guarda che scende, io sono andata a piedi. No, tanto non ci arriva in cima. Non ci arriva. Non ci arrivo.
Sono bloccato su una cuna! Sono bloccato! Ah! Ci posso riprovare un po' più veloce? Sì! Sì! No! Qua non la devo accelerare. Ragazzi, cioè, si affondano i piedi, è troppo morbida qua. Ah! Devo spostare molto il peso dietro, riesce. Basta perché mo sto esagerando. Ragazzi, comunque veramente queste moto sono una figata. Più le provo e più mi rendo conto che possono andare ovunque. Cioè, se sai guidare questa cosa puoi saltare anche le auto, Bisogna solo avere tanta pratica e tanto allenamento, ragazzi. Cioè, io sto in moto da 10 minuti, un quarto d'ora, lasciando stare qua la temperatura non è delle migliori, è veramente disumana. Avendo tutta l'attrezzatura, tutte le protezioni, e adesso fa fresco perché è sera. Ma perché su? Perché fa caldo. Fa caldo. Non vedo l'ora veramente, ragazzi, l'esperienza di domani. Noi vi salutiamo, ci becchiamo alla prossima avventura. Sono morto. Faccio io, dai. Ciao, Marsalam. Sei caduto? Mamma, guardami! Sto salendo una duna gigantesca! Ragazzi, sto rischiando di svenire.